anche io sono sempre pronto. Vai. Amici di Twitch, buonasera, ben ritrovati ancora una volta nella casa dei Tauri che tornano a giocare tra le mura amiche dopo la sfida esterna contro la Ferrini. Quest'oggi il recupero della quarta giornata contro la Basket Coral Alghero. Come vedete i Tauri riuniti vicino al proprio staff tecnico, ma approfittiamo di questo momento. Prima dell'inizio del match avremo una piccola sorpresa, un omaggio a un nostro ex, ovvero Antonio Cherchi, che verrà premiato a brevissimo dal nostro capitano. Verrà premiato con un vino della cantina Sorres, l'ultimo nato proprio della cantina, cosiddetto Saffidu, un vino prodotto in quantità limitatissime, chiedo scusa, quindi vino d'elite, solo 600 bottiglie all'anno, un'unione tra due vitigni che si completano l'uno con l'altro, anche per dare omaggio ai nostri partner, in questo caso alla cantina Sorres. Come vedete, eccolo qua, il nostro ex Antonio Cherchi che viene premiato dal nostro capitano e si alza l'applauso, eccolo qua, del pubblico molto sportivo, premiato da Cantina Sorres, omaggiato da Cantina Sorres. Un grazie al nostro capitano, un saluto ad Antonio Cherchi. Bellissimo momento di sport, bellissimo questo momento. Salutiamo Antonio Cherchi che quest'anno militerà con la Basket Coral Alghero, ricordiamo omaggiato da un vino della Cantina Sorres, Saffidu, è l'ultimo nato, un vino molto elitario, solo 600 bottiglie, unione tra vitigni che si completano l'uno con l'altro. E quindi dopo questa parentesi di inizio gara si può procedere con l'inizio della partita e con i due starting five per i padroni di casa all'esordio, anche con le maglie casalinghe. Scendono in campo con Alessandro Verlik, Andrea Cordedda, Giri Ubalek, Alessandro Pisano e il capitano Enrico Merella. Sfida molto interessante, da una parte ovviamente i nostri Tauri, dall'altra la Basket Coral Alghero, che ha dimostrato di potersela giocare con tutte all'interno di questo campionato. Proprio Antonio Cherchi a saltare contro Giri Ubale, che però fa la voce grossa. Primo possesso della Innovius Sennuri, Pisano, palla in mano. Subito primo possesso per Andrea Cordedda, che è cavalcatissimo nei primi secondi dell'azione. Arriva il raddoppio, fuori per Ubalek, marcato da Saud. Approfondiremo anche lo starting five della Basket Coral Alghero. Attacca Verlik, mani addosso di Tilocca, l'arresto e tiro di Verlik, il ferro però glielo sputa a Musso. Subito per Tilocca, contropiede della Coral, stoppato, con recupero Andrea Cordedda che dice no, e poi contropiede dall'altra. Verlik fuori per Cordedda, si alza da 3 punti Andrea Cordedda, eccoli qua i primi punti nelle primissime azioni. Prova a attaccare Saud, schiaccia a terra, ancora Tilocca, il tiro con i piedi a posto, sbagliato. Ubalek fa la voce grossa a rimbalzo. Pisano prende un quarto di campo, spalle a canestro Cordedda, si va da Ubalek che si alza da 3 punti. Scini! Ubalek! La fotocopia del match con la Ferrini. E amici a casa abbiamo anche una novità, il punteggio. Nuovo punteggio, nuove grafiche, Alghero che si sblocca con i primi due del solito immenso Musso. Servito molto bene da Saud. E quindi Verlik. Ubalek, posizione centrale, Merella sfrutta il blocco proprio del suo numero 40, si va da Cordedda, vuole mettere palla a terra, si va in fondo, la nostra locomotiva che nonostante 2 contatti però non riesce a trovare il fondo della retina. Salutiamo nel mentre gli amici in chat, ovviamente il nostro fedelissimo Massimo Verlik, un saluto anche a tutti gli amici di Castelnuovo e noi salutiamo anche Giuliano Pilo nel mentre Saud, il miglior realizzatore di questa Serie C, si fa subito sentire con il marchio di fabbrica, ovvero la tripla.
Passati 2 minuti all'inizio di questa partita, ma già grande il ritmo. Ubalek palla in mano, marcato da Musso, che cerca di limitarlo. Merella si apre da 3 punti. Il capitano, tiro pesante, prima realizzazione da 6,75. Kerky riceve, si apre, spara da 3 punti. Primo ferro, rimbalza e controllato da Tilocca. In campo 2 argentini, eccolo qua, Saud, altra tripla, questa volta l'errore. Verlik combatte e trova il rimbalzo. Dicevo, salutiamo anche Giuliano Pilo, grande fedelissimo anche lui, che avremo il piacere di avere anche in casa. Cordeda si avvicina al ferro, difende bene però la Coral in questo caso. Musso ancora a viaggiare nei primi secondi, il taglio centrale, questa volta la palla non arriva dove dovrebbe per la squadra allenata da Fabrizio Longano, che conosco, allenatore che conosco personalmente, ma non c'è un attimo di tregua perché Enrico Merella decide di segnare la seconda tripla. Tutta la classe del nostro capitano Enrico Merella, dicevo. Fabrizio Longano che chiama time out, un coach veramente importante che conosco personalmente, mi ha allenato nei camp da bambino, e quindi un grande saluto a Fabrizio Longano che intervisterò a fine partita. Dall'altra parte il solito staff tecnico del nostro Gabriele Piras, assistito da Gianni Mozzo, Omar Caretta e Alessandro Niedu. Primo time out del match dopo 3 minuti scarsi di partita. Ancora l'Alghero che scende in campo, siamo in debito con i quintetti della squadra in maglia blu con inserzioni nere. Tilocca, Saud, Musso, Kerky e Simula sono i 5 a comporre lo starting 5. Abbiamo avuto il piacere anche di intervistare un nostro partner prima del match. Vedrete tutto in settimana sui nostri social. Non perdetevi neanche un secondo attivando, ricordo, la campanella di Twitch ma anche la campanella dei social, perché avremo tante novità, come detto, ogni partita in casa, specialmente grazie all'aiuto del nostro cameraman Nicola Bianchi, ma soprattutto grazie al nostro Papura, che saluto qui vicino a me a occuparsi della parte tecnica. Riprende il match, Tilocca palla in mano, Musso finta di corpo, si arresta a centro area, marcato da Ubalek che gli contesta il possesso, si va fuori però il tiro questa volta tentato da Simula, l'errore, e quindi Verlik, corre Merella, riceve in questo momento, non si intendono i due, chiede scusa il numero 14. È un piacere rivedere sul parquet Alessandro Verlik dopo l'infortunio alla prima giornata, ha esordito in trasferta giocando molto bene contro la Ferrini nonostante una partita complicata dal punto di vista fisico, ma ricordiamo, abbiamo ancora negli occhi la tripla messa a campo di Merella e la vittoria per 90-74. Ci prova da 3, questa volta corto, Merella controlla il possesso. E ovviamente si alza come di consueto anche il coro della nostra tifoseria, quest'oggi purtroppo dimezzata. Salutiamo tutte le nostre tifose, tutti i nostri tifosi, nonché genitori dei nostri giovanissimi Tauri che sono impegnati in quel di Alghero, sempre contro la Coral nel campionato di Under 14. Salutiamo quindi tutti i nostri fedelissimi che non sono potuti essere presenti quest'oggi per impegni più importanti, ovvero i loro figli che giocano nella terza giornata del campionato di Under 14, allenati da coach Roberto Bertolini. Primo giro in lunetta per Giri Ubalek quando stiamo per scavallare la metà di questo primo quarto. Il lungo nativo di Praga che domani compirà gli anni, quindi ricordatevi tutti quanti di fare gli auguri al nostro Jozi Ubalek. Nella prima pausa però avremo anche una sorpresa legata a lui e alla sua famiglia. Nel mentre Musso ribalta per Saud, pressato da Merella, 14-5 il parziale. Come vedete in grafica, amici in chat su Twitch, vi chiedo anche di commentare questa nuova grafica di punteggio. Ogni tanto si muove lo stabilizzatore che ci segue il punteggio, ma a noi ci piace così e ci piacciono anche queste novità. Palla persa Coral, possesso Senori. Non dobbiamo spostare la linea, non si può fare.
Pisano palla in mano, cerca il lobo per Ubalek che in un movimento solo riceve e sale al ferro. Settimo punto del nativo di Praga. Saud, palla in mano, attacca sino in fondo Saud, fallo di Merella. Orgoglio per noi vedere che già sono 80 le persone collegate in chat dopo neanche 5 minuti di partita, mentre doppio esordio nel match. Stefano Puggioni in compagnia di Federico Tola prendono il posto sul parquet a discapito di Merella e Cordeda, giustamente. Papura mi dice Federico Spano, non Tola. Federico Tola ancora non arruolabile in tribuna, purtroppo preme la schiena che si prolungano per lui. E quindi Saud in lunetta. Prova a portare pressione il numero 7 argentino. Salutiamo anche tutti gli amici dell'Argentina che ci stanno seguendo. Nel prepartita ha avuto modo di offrire gentilmente il link al fratellino di Saud, che ci ha confessato che ci avrebbero seguito anche dall'Argentina, quindi un saluto internazionale ai tifosi dell'Argentina. E quindi Pisano supera la metà campo, pressato da Simula il nostro professore, serve Alessandro Verlik, pick and roll laterale con Ubalek, si alza da 3, l'errore, Pisano, diabolico a rimbalzo, Puggioni da 3 punti, Stefanino Puggioni si iscrive al match con il suo marchio di fabbrica, la tripla, 19-6 questo avvio. Musso ribalta per Tilocca, ancora Cherki, si va da Simula, sporcato il possesso da Puggioni che lascia soltanto 7 secondi sul cronometro dei 24. Tilocca palla in mano, l'uscita di Saud, si viaggia a ritmi elevati in questo primo quarto, ottima palla di Saud, non trova però il fondo della retina al tiro di Tilocca e quindi si viaggia poi dall'altra parte. Pisano per Cini Ubalek, di nuovo in un movimento solo e costringe Fabrizio Longano a chiamare time out. 21-6. Salutiamo anche Shane 234, il nostro fedelissimo, e come vedete in grafica la diretta odierna è offerta da Franco Manca Impresa Edile e Domenico Nonna Group, due nostri partner, e avremo modo di darvi anche informazioni su di loro con 2 interviste che abbiamo realizzato e vi manderemo in settimana. Un grande saluto ai nostri partner che hanno offerto la diretta odierna, Franco Manca Impresa Edile e Domenico Nonna Group. Il caldo è la nostra passione, lo slogan di Domenico Nonna, e quindi un gentile saluto a loro. In apertura abbiamo avuto modo di premiare Antonio Cherchi, ricordiamo ovviamente il nostro numero in sovraimpressione contro la violenza sulle donne, il numero è 1522, come di consueto prima di ogni partita. In questo caso abbiamo aspettato la prima pausa utile e a fianco al numero che vi ho appena citato c'è la locandina della partita del cuore. Lunedì 25 novembre approfondiremo anche questo. Torniamo al match, ormai grande lavoro del nostro Papura con la regia, un servizio davvero davvero incredibile. Amici a casa, è un piacere poter lavorare e commentare questo tipo di servizio. Cherchi palla in mano, ultimi 4 minuti di primo tempo, primo quarto ovviamente, primo tempo che è ancora molto lungo. Verlik a rimbalzo, controlla e serve subito Pisano per Ubalek, prende la linea centrale, riceve Spano, si arresta, grande eleganza di Federico Spano che non ha avuto sicuramente un esordio eccezionale per quello che può offrire lui come giocatore, lo conosciamo benissimo, e oggi si mette subito in mostra come deve. Sbaglia Saud nel mentre, Senori che prova davvero a aumentare il gap in maniera notevole. Puggioni vuole attaccare, bloccato da Musso, rottura prolungata per la Coral in questo avvio, ferma 6 punti da una vita. Salutiamo anche Ergancio 91.
Esordio nel match anche per Matteo Cabras, con la maglia numero 13, l'ex Torres che blocca verticalmente per Verlic, poi riceve, si va da Pugioni, ben pressato Verlic, sotto per Pisano che si vuole svitare, va sino in fondo Pisano, va a subire il fallo. Ricordiamo, prestazione sensazionale contro Ferrini del nostro professore, 24 di valutazione, 5 recuperi, 14 punti, un giocatore pazzesco, imprescindibile per Gabriele Piras che si accomoda in lunetta. E noi ovviamente approfittiamo per salutare tutta la dirigenza presente qui al palazzetto, che non ci fa mai mancare niente, lavoro incredibile sin da presto con i nostri Rafael, Francesco Antico e Elia Idini, che si adoperano come dei grandi professionisti. Ringrazio anche per gli assist che mi servono in cabina di regia, specialmente al nostro capo ultra Bonino. Realizza Pisano dalla lunetta e aumenta il gap, 24-6. Musso si vuole svitare, ancora Musso, controlla il corpo, diabolico Pugioni che tocca ma non basta. Salutiamo anche Arturo Lulu, nostra fedelissima ormai da tantissimo tempo, che saluta me Papura. E ricambiamo un saluto, ci segue dalla Germania come sempre, si alza Saud a 3 punti. L'eleganza del numero 7 argentino che realizza la seconda tripla del suo match, poi palla rubata di Musso e la Coral che può distendersi, parziale che si può allungare. Cherchi da 3 punti, sbaglia, tocca Pisano ma non basta e quindi Musso, Saud liberissimo di colpire, quasi un rigore in movimento per il numero 7, 2 triple in fila, 6-0 di parziale. Non contento coach Piras, Senori che comunque in vantaggio sul 24-12 ha già doppiato la Coral nel punteggio ed è pronto a entrare Marco Cesaraccio. Primo giro in lunetta anche per Stefano Pugioni che realizza il primo. Fino a questo momento ben distribuiti i punti della Innovius Senori, già 9 però per Giri Ubalek. E cambio nel match, ne approfitto per fare gli auguri alla madre di Giri Ubalek che quest'oggi compie 70 anni. Un grande saluto nella prima pausa, proverò anche a dirlo in lingua ceca, provando a esibirmi con questo nuovo fondamentale, sperando che la signora Ubalkova abbia capito i miei auguri. Quindi rinnovo gli auguri alla madre di Giri Ubalek che quest'oggi compie 70 anni, domani sarà il compleanno del nostro numero 40. Pugioni palla in mano, ultimi 2 minuti di primo quarto, si arresta in un fazzoletto, Pugioni sbaglia però il tiro. Saud per Fumanti che è entrato in campo, ottimo movimento verso il ferro di Luca Fumanti che realizza i primi 2, squadra giovanissima quella della Coral. Verlic prende, spara da 3 punti, si era fatto ingannare dalla chiamata del coach che aveva chiamato 3 e lui pensava a 3 secondi. Tiro sbagliato da una parte, tiro segnato dall'altra e attenzione la Coral è di nuovo lì sotto la doppia cifra di vantaggio. Saud, quarta bomba, tutto nel primo quarto. Noi abbiamo solo visto le statistiche ed eravamo curiosi di vedere questo giocatore. Mamma mia che personalità e che mani fatate. Cabras rimbalza sul piede dell'avversario, anzi sulla coscia, palla persa, questa volta la rottura prolungata per Senori e quindi Cesaraccio per Saud, sotto per Fumanti, ci mette una mano Cabras. Juan Diego Saud già a quota 13 punti, 4 bombe segnate. Giocatore che veramente impareremo a conoscere, ma abbiamo già visto essere pazzesco dal punto di vista realizzativo, specialmente fuori dall'arco dei 6,75. Ci prova anche lui Marcolino Cesaraccio con il tiro pesante, il piccolo del Cesaraccio. Salutiamo Luigi Andrea, Luigi presente quest'oggi in tribuna. Andrea probabilmente ci starà seguendo.
Senori che prova a distendersi, Spano controlla il possesso, da quel 24-6 di colpo 26-20 grazie alle triple di Saud e l'intensità della Coral. E mentre è entrato in campo anche Paolo Marreu, serve Puggioni, linea laterale calpestata e quindi ultimi 37 secondi favorevolissimi alla Coral. Merella prova a anticipare e lascia il possesso, però cede, per meglio dire, il possesso alla squadra ospite che ha soltanto 18. Tiro sbagliato da Saud. Merella, marce elevatissime, vuole andare, fallo subito, ovviamente mi unisco alle parole di Maria Lara. Speriamo davvero che la madre cieca di Ubalek non sia anche sorda. Una bella battuta, questo per dire che dopo mi esibirò negli auguri in lingua ceca per la madre di Jiri Ubalek, sperando di pronunciare a dovere. Quindi Merella che va in lunetta, sbaglia però il primo, 26-20. Si è un po' adagiata forse la squadra di casa in questo primo quarto dopo essere stata sopra anche di 18 punti. Realizza il secondo, torna sul +7. Busi per Cesaraccio, grande personalità del giovanissimo numero 0 contro Puggioni, bella sfida, palleggio attivo, blocco centrale, ultimi 6 secondi del primo quarto, fuori per Fumanti che si alza da 3 punti, Luca Fumanti, e finisce così il primo quarto nettamente a favore questi ultimi 2 minuti della Coral Alghero, che è stata sotto per 24-6, ma il parziale si chiude con un 27-23 per i Tauri.
Tiro di Busi da 3 punti, sbagliato. Merella a rimbalzo ma controlla Marreu che spinge la transizione. Paolino Marreu che torna, abile, arruolabile per i suoi. Cabras riceve, vuole attaccare. Matteo Cabras, molto bene sino in fondo a guadagnarsi 2 tiri liberi per proseguire su quegli auguri che vi avevo promesso. Ancora però non sono in grado di dirveli in lingua ceca, però posso dire tanti auguri ad Alena Ubalkova, madre di Jiri Ubalek, che compie 70 anni, lo ripeterò spesso durante questa diretta, cercando di prendere confidenza anche con la lingua natale del nostro numero 40, quindi tanti cari auguri ad Alena Ubalkova. Nonostante l'errore, Spano controlla il rimbalzo, segna, subisce il fallo e va in lunetta col tiro libero supplementare. Federico Spano con le marce alte in questo match. Sbaglia però il libero supplementare e quindi Coral palla in mano. 1 minuto se n'è andato, 8 minuti abbondanti da giocare ancora in questo secondo quarto. Si va sotto, il tiro però è sbagliato, ma il rimbalzo è ancora della Coral, schiacciata a terra per Busi che non riesce a controllare il corpo e va addirittura fuori dal campo. A tutti gli effetti si aprono le porte del palazzetto. Pisano per Merella, di mano mancina sino in fondo. Il nostro capitano non trova però l'angolo giusto, trova però la coordinazione per salire al ferro Matteo Cabras. Terzo punto del match, chiedo scusa per lui. Saud, palla in mano, sotto per Fumanti, fallo di Cabras. Busi riceve con il passaggio di sicurezza. Scalise, entrata in campo, altro giovanissimo della Coral. Saud, step back, pazzesco l'errore però. Spano viaggia su per la metà campo. Spano vuole attaccare, fuori per Cordedda. Taglio di Cabras, giocata benissimo dai Tauri. Non fa niente l'errore. Che giocata però, grande triangolazione, come spesso succede in questo sport. Contropiede da una parte, contropiede dall'altra. Merella sbaglia, una palla persa inusuale per lui e Fumanti va sino in fondo per il nuovo -6. Anticipa Marco Cesaraccio proprio mentre entra suo padre al palazzetto. Incredibile questa coincidenza. E poi va sino in fondo, sbaglia da vicino, ricontrolla lui stesso il rimbalzo. Saud schiaccia a terra, Scalise si vuole girare, va ancora una volta fuori in frazione di 24 secondi. Sì, vabbè, anch'io se cerco su Google Traduttore riesco, Sono pronto, amici a casa, per fare gli auguri anche in lingua ceca. Jelbik Popšat Alenje Ubalkove, magne del nostro Jozi Ubalek. Facciamo gli auguri a lei che sicuramente avrà capito
proprio mentre suo figlio rientra in campo. Ripeto, Jelbik Popšat Alenje Ubalkove, magne del nostro Shiri Josi Ubalek. Mentre applausi del nostro sportivissimo pubblico per il piccolo infortunio accorso a Marco Cesaraccio. Amici a casa, è successo un piccolo problema in impostazione. Qua abbiamo spazi stretti ed è caduta l'acqua nella postazione, quindi abbiamo dovuto asciugare. Per quello mi sono assentato. Grazie alla nostra Eleonora e anche alla nostra Francesca Porcu che si sono adoperate aiutandoci. 5 minuti e 04. 5 minuti e 04, 36 a 27.
Coral palla in mano, Fumanti va fuori per il tiro piedi a posto realizzato da Scalise. Alghero è lì, -7, Verlik palla in mano, Cordedda. Amici a casa, ho detto è caduta acqua, non birra, quindi non andiamo a... non tiriamo le somme così, dai. Portiamo anche rispetto per quello che stiamo facendo, per favore. Quindi 39-29 più 10. Cesaraccio, palla in mano. Tiro di Cesaraccio realizzato. Va bene, allora amici a casa, commentate voi la partita se sapete tutto voi. Pisano palla in mano. Verlik rifiuta il tiro, va sino in fondo Alessandro Verlik. Gran canestro del numero 14. Dall'altra parte Musso risponde immediatamente, aggiustando anche la retina. Verlik supera la metà campo, ancora Alessandro Verlik, attacca, scarico per Ubalek che non riceve però. E quindi Coral che può viaggiare, Fumanti per Kerchi, sbaglia però il passaggio e Cordedda che è riuscito a mettersi in una buona posizione per offuscare il passaggio. Pugioni palla in mano, Verlik sotto per Cordedda, si vuole svitare, Cordedda, Andrea Cordedda realizza cadendo all'indietro il fallo però è di Giri Ubalek e quindi canestro buono, però il fallo del numero 40, quindi possesso che va alla Coral. Sì, ho guardato minuziosamente la segnalazione del direttore di gara, il signor Fancello. Tre minuti e 20 alla fine del secondo quarto. Coral palla in mano. Cesaraccio, siamo contenti di vederlo in campo dopo la botta subita. Ancora Marcolino Cesaraccio a sfidare anche Giri Ubalek. Pugioni per Pisano, chiama palla Ubalek, servito ovviamente da Pisano. Musso lamenta una trattenuta, Ubalek guadagna 2 tiri liberi, il nostro numero 40 che domani compirà la veneranda età di 42 anni e continua a macinare pallacanestro. Chiara Atene 2001, la salutiamo, abbiamo risolto col punteggio, quello che vedete in grafica. Abbiamo fedelissimi che ci rispondono sempre, ma anche fedelissimi che ci scrivono solo per notare questi piccoli errori. Sapete quanto a me non ti apprezzo di più i feedback positivi e non quelli negativi, quindi vi voglio bene anche per quello. Saud, palla in mano, sotto le gambe, ancora Saud, fuori per il tiro di Mancino, sbagliato, contro la rimbalzo Ubalek che giganteggia lì sotto.
Stefano Pugioni, palla in mano, ancora Pugioni a sfidare Saud, li nasconde il pallone, poi un fallo da dietro quasi da difensore, ovviamente involontario. Si rimane con Alessandro Verlik a un passo dal potenziale gioco da 3 punti. Infatti ringraziamo i fedelissimi come Chef Chico che è sempre dalla mia parte, grazie di cuore. Quest'oggi il nostro Papura si è adoperato ancora una volta perché a noi piace migliorarci in tutto e per tutto, ogni volta. Per noi sinonimo di qualità è miglioramento costante e il nostro Papura l'ha fatto con un'attrezzatura che ci segue il tabellone e trascrive, come piace dire al nostro Riccardo Mura, trascrive il punteggio. In questo caso non ha trascritto il secondo quarto, ma l'abbiamo subito. Esatto, per chiarire, infatti anche piccola situazione qui in cabina di regia, ogni tanto quando si muove perché il pubblico è molto rumoroso abbiamo la telecamera che segue il punteggio. In questo caso c'è il fallo e canestro di Marco Cesaraccio sul fallo di Pugioni che si va subito a scusare, molto sportivo. Dicevo, non avendo un team che ci può seguire tutto, punteggio eccetera, ci stiamo adoperando. Esatto, dietro ci hanno tolto la postazione, ci hanno tolto inteso come palazzetto di Sorso perché non è il nostro palazzetto. Abbiamo la telecamera col trepiede qua vicino a noi e a ogni canestro vibra. Magari dopo il nostro cameraman Nicola Bianchi ci inquadrerà proprio qua la nostra postazione, vi faremo vedere qual è questa attrezzatura anche per farvi capire meglio, perché ovviamente da casa è diverso. Verlik, palla in mano, attacca, sbatte contro Cherchi, rimessa che rimane in favore dei Tauri. Approfittiamone adesso, Nicola può inquadrarci, eccoci qua, vedete questa è la telecamera che riprende il punteggio, ma il pubblico è qua e quindi come si sbatte potrebbe saltare. Grazie Nicola. Subito però dalla rimessa Alessandro Pisano realizza un giocatore imprescindibile, lo dirò sempre per questa squadra. 1 minuto e 48 alla fine del secondo quarto. Cherchi riceve, si svita Antonio Cherchi con l'aiuto del tabellone, l'errore Ubalek a rimbalzo per Pisano. Ancora Cordedda, finta la partenza, va verso sinistra Andrea Cordedda, di strapotere fisico il numero 3 guadagna un altro giro in lunetta. Già 2 giocatori in doppia cifra per Ainovic Seniori, entrambi a quota 13. Il nostro capitano è Jiri Ubalek. Converte il secondo Cordedda, Saud palla in mano, più 13 Seniori, 1:27 alla fine del secondo quarto. Saud si arresta, difficilissimo, ma ha segnato Juan Manuel Saud. Ovviamente non Manuel ragazzi, Juan Diego Saud, con tutti questi nomi argentini che sentiamo anche negli altri sport. Per quanto mi riguarda Cordedda però continua dove aveva lasciato, un altro canestro in avvicinamento, ancora più 13, Cesaraccio vuole attaccare. Il tiro di mano mancina realizzato da Busi. Discrepanza fra i due cronometri di 20 secondi abbondanti. Ubalek vuole questo possesso. Ancora Jiri Ubalek, palla in mano, attacca Cherchi, si svita, si arresta con l'aiuto della tabella, l'errore, tocca il rimbalzo. Capacità di non mollare mai il numero 40 Andrea Cordedda. Tripla e di nuovo massimo vantaggio in questo quarto, più 14, ultima azione ancora una volta per la Coral. Salutiamo Andrea Scanu che si collega, Marco Cesaraccio, Saud vuole la tripla, Saud si alza, Saud l'errore, il rimbalzo è conteso
Verlik, un secondo, Verlik dietro la schiena, non ha il tempo di tirare, sbaglia e quindi si conclude il primo tempo di gioco. Senuri 55, Coronel Alghero 41. Con questo non si riesce, ci serviva quello di Fabrizio, ma quello di Fabrizio l'ho stesso non andava bene. Cioè non andava bene, ci rifai là. La settimana prossima ma lo stesso non dovrebbe stare su questa piattaforma. No, no, il problema non è la distanza, il problema è... Siamo pronti per la Alessio Porto e bambini commenta Alessio Tecche. Ecco qui Ippolito, senza Ippolito non c'è lotteria. Grande Ippolito, ricordiamo come al solito i premi dovranno essere ritirati a fine gara. Chiedete a Ippolito e a Elia, promotore. Larissa estrae il primo premio, composizione floreale, Vivai Pinna Solinas, 580.
Riprendiamo la linea, amici collegati su Twitch, iniziato il terzo quarto di gioco. Con il segno di palla in mano Merella. Acrobazia o famo strano, direbbe Flavio Tranquillo. Realizza i primi due di questo terzo quarto. Buonasera anche al Cavaliere Nero 01 e come ha scritto Papura in chat potete votare il vostro MVP, Senori che parte con le marce alte. Votare il pronostico, non l'MVP, chiedo scusa, ho letto solo votare, sono andato in là con la mente. Merella sbaglia da 3, Pisano altro, rimbalzo offensivo. Verlich per Cordedda, attacca Cordedda, segna! Ma non, niente, prima il fallo, ero già avanti, sembrava gioco continuo, infatti si lamenta Andrea Cordedda, solo rimessa. Verix cambia con Ubalek, palla per terra, arresto il tiro, primo ferro, ancora leggeri premi alla spalla per Alessandro Verlich che deve smaltirli per entrare nella forma migliore, ma è un giocatore pazzesco che stiamo imparando a conoscere. Ancora Cherchi. Fumanti si alza da 3 punti, Fumanti, tripla, Cordedda se ne accusa, 57-44. Verix arresta centro area, Alessandro Verlich, eccola qua, l'eleganza del giocatore di origini austro-tedesche, per meglio dire famiglia di origini austro-tedesche. Ancora Pisano, palla in mano, ribalta ancora per Verlich, in fiducia, si alza da 3, primo ferro, avrebbe dato una grande spallata al match. E poi fallo di Pisano contro Saud, lanciato in contropiede. Coach Longano che rimanda sul parquet un giovanissimo Scalise. Ultimo tocco col piede, un giocatore in maglia bianca o verde, il possesso rimane alla Coral. Saud palla in mano, si arresta, grande capacità di arrestarsi in un fazzoletto per questo giocatore, mamma mia che giocatore, Juan Diego Saud. E rinnovo i saluti a tutti gli amici collegati dall'Argentina, specialmente alla madre del numero 7 e Cordedda dall'altra parte, servito a meraviglia da Enrico Merella. Salutiamo anche Zagor 51.
Verrick va sino in fondo, una prateria per il numero 14. E io ne approfitto per salutare mio padre collegato direttamente da casa che ci sta seguendo, nostro fedelissimo tifoso. E quindi ancora Verlick indemoniato in questo terzo quarto. Ancora Verlick non riceve. E quindi Saud, palla in mano, schiaccia a terra per Fumanti. Torna dietro per Cesaraccio. Ancora Marcolino Cesaraccio, palla in mano. Ottimo approccio alla gara per lui. Kerky vuole andare sino in fondo. Giri Ubalek gli dice di no. Lotta però la Coral. Rimbalzo di Ubalek che vuole spingere ancora in avanti per Cordedda. Pisano dietro la schiena per Verlick che va sino in fondo. Il fallo è arrivato prima del fischio e io voglio risalutare, ne riapprofitto in quanto prima non ho avuto il tempismo necessario. Un grande saluto a mio padre che ci segue da casa, nostro fedelissimo tifoso che non si perde neanche una partita e sarà dei nostri in quel di Calasetta. E quindi Seniori col nuovo massimo vantaggio. Ricucito subito dalla Coral Alghero. 5 minuti e 24 alla fine di questo terzo quarto. Punteggio che è andato via un attimo. Il nostro Papura si sta adoperando. Vi terrò aggiornati. Pisano da 3 punti, l'errore si rimane sul 65 per i biancoverdi contro i 48 della Coral. Fumanti palla in mano, vuole attaccare, va da Cesaraccio che si arresta con il passo d'arretramento, l'errore, tap out di Cordedda, l'ultimo tocco però di un giocatore in maglia blu e quindi possesso che torna ai Tauri. Intanto inquadra il punteggio e porta il telefono. Ancora Cordedda sotto canestro, rischia ancora una volta di convertire in un gioco da 3 punti, ma andrà in lunetta con 2 liberi. E Saud che rimprovera con tutta la sua garra i suoi giocatori. Saud ancora da 3 punti, questa volta sbaglia Verlick, molto solido a rimbalzo per Pisano che vuole servire Cordedda. Fallo.
Ancora Veric sbaglia, Saud a rimbalzo. 4 minuti alla fine di questo terzo quarto. Saud palla in mano. 48 per chi attacca, 66 per chi difende. Cherki da 3, il tiro è sbagliato, corto sul primo ferro. E quindi Verrick palla in mano a spingere, occupa tutto un quarto di campo. E la Coral che ne approfitta con 2 punti in contropiede. Stefanino Pugioni che va sino in fondo. Più 18, 3 minuti. Ancora Ubalek, sbaglia da vicino, una serie di tocchi, possesso che torna alla Coral che è sotto di 16 punti, 68-52. Saud attacca, schiaccia per terra. Marcolino Cesaraccio che controlla il rimbalzo, ma l'ultimo tocco è del numero 0, non d'accordo. Ed esce il nostro numero 40 e anche Alessandro Verlick che è proprio in tema con il nostro numero 40, mi ripeterò. Jelbik Popšat Alenje Ubalkove, la madre del nostro Jozi Ubalek, gli auguri anche in lingua ceca. 70 anni per Alena, la madre di Jiri Ubalek. Cabras chiuso in un angolo, fallo però di Tilocca. Matteo Cabras che si accomoda in lunetta quando mancano 2 minuti e 18 alla fine di questo terzo quarto, importante per la gestione di questa partita con i Tauri che stanno provando a prendere il largo dopo la Coral Alghero che è rientrata molto bene in questa partita. Sbaglia però Cabras, entrambi liberi e quindi la Coral che può approfittarne, ma Pugioni una faina, recupera e da terra serve Pisano. Spano, ci stiamo avvicinando agli ultimi 2 minuti. Spano poi calpesta la linea laterale. Cesaraccio palla in mano. Fumanti aspetta l'uscita di Musso che riceve molto lontano dal ferro. Tilocca fuori per Fumanti che si alza da 3 punti, secondo ferro, rimbalzo di Cordedda. Schiaccia a terra per Cabras che però non realizza, ancora Pugioni. Dappertutto in queste palle vaganti Stefano Pugioni. E poi Pisano, che palla del professore Alessandro Pisano con un passaggio magnifico per Andrea Cordedda. 70-52, più 18 a 1 minuto e 26 dalla fine del terzo quarto di gioco.
Ultimo minuto e 15. L'errore di Musso, il rimbalzo è di Spano che con grande presenza di spirito fa carambolare il pallone addosso. Entrati adesso nell'ultimo minuto, 70-52. Pisano palla in mano, Puggioni si alza da 3, Stefano Puggioni, primo ferro. Cesaraccio a spingere il contropiede. Attacca Musso, scarico perfumanti di tocco per Salvatori, chiedo scusa, grande canestro di squadra, meno 16 per la Coral. Cesaraccio supera la metà campo. Pick and roll laterale. Stoppata di Pisano sul tiro da 3 punti. Ultimi 10 secondi di terzo quarto. Ancora Puggioni, palla in mano per Pisano che ha spazio. Va per Spano, passaggio fuori misura e quindi ultimo possesso anche in occasione di questo terzo quarto per la Coral Alghero. Puggioni bravissimo a deviare proprio sullo scadere e finisce il terzo quarto. 70 Seniori, 54 Coral. Vediamo anche qualche statistica alla fine di questo terzo quarto per quanto riguarda le statistiche individuali dei nostri Tauri ma anche della Coral Alghero. Cordeda 14, Merella 15, Verlik 10 e Ubalek 13 sono questi giocatori in doppia cifra, ben coadiuvati da Puggioni con 7, Spano con 4, Pisano con 5 e Cabras con 2, mentre per la Coral spicca su tutti Saud 17 punti, 2 per Tilocca, 9 per Cesaraccio, 10 per Fumanti, 2 a testa anche per Busi, Scalise e Salvatori e 6 per Musso, oltre i 4 di Antonio Cherchi. Ripartiti col quarto quarto, Saud palla in mano, Musso ribalta per Salvatori, Cesaraccio si arresta, tiro in un fazzoletto, grande realizzazione di Marco Cesaraccio e riporta i suoi su meno 14, difesa allungata, Merella, Marreu. Sbaglia Marreu, anticipato da Saud che può volare contropiede, Cesaraccio
portano tutti la firma di Marco Cesaraccio questi primi 4 punti del quarto quarto. Marreu attacca, chiuso, sotto per Cabras, grande palla di Paolino Marreu e i Tauri si sbloccano in questo quarto quarto, dall'inizio non facile. Merella il suo ultimo tocco. Giocatissima del nostro capitano che realizza altri 2 punti. Salvatori schiaccia a terra, Musso subisce fallo. (74-59), 8 minuti alla fine della partita. Merella palla in mano, più 15 per Seniori. Pugioni riceve tripla immediata di Stefano Pugioni con tanto di dedica. Saud sbaglia, Pugioni controlla il rimbalzo, momento decisivo della partita. Seniori sul più 18, può dare la spallata, quella giusta. Tilocca per terra, non trova il pallone e poi Merella spinge le marce, mette la quarta, mette la quinta, scarica per Marreu, scambia con Pugioni, Marreu da 3, non va il suo tiro, ma preso con grande fiducia. E quindi Musso si arresta, Musso realizza 79-61. Mentre il nostro Pappura si sta adoperando per mandarvi le clip, magari in una prima pausa utile, oppure direi anche tra le pause mentre intervisterò i personaggi di questa partita, ve le può mandare mentre ci sono pause per non avere momenti morti. Quando vuole Pappura le può mandare tranquillamente. Ecco qua, vediamo un replay dell'azione in precedenza del nostro capitano, che passaggio di mano mancina ha trovato liberissimo. Pugioni per la tripla. E ancora
Stefano Puggioni, il quarto è la sua frazione, non molla un centimetro. Cherki per Saud, palla in mano, Saud sino in fondo. Esulta, ma il gioco da 3 punti non è valido. Saud va a subire un fallo duro di Cabras, l'argentino che sicuramente non si scompone, un giocatore molto talentuoso ma anche esperto. Infatti fallo antisportivo. Invasione per Saud, non buono secondo. L'uscita per Salvatori, liberissimo e sbaglia però Merella, rimbalzo, prova a combattere Musso, possesso per Sennori che sta viaggiando sul più 19. Ricordo che da adesso potete votare il vostro MVP. I 3 giocatori in nomination sono Giri Ubalek, Andrea Cordedda e Chico Merella. Ovviamente mettiamo anche Saud, autore di una partita strepitosa, ne mettiamo ben 5 di nomi. Quindi 4 per Sennori e 1 per, anzi direi 3 per Sennori e 2 per Alghero. Merella, Saud, Merella, Saud, Andrea Cordedda, Giri Ubalek e Marco Cesaraccio. Questi sono i 5 giocatori in nomination. Aspettiamo voi amici in chat che potete votare. Adesso il nostro Papura vi sta caricando i nomi e basta cliccare sopra il nome e poi vedremo la percentuale delle votazioni. A fine partita sarà omaggiato l'MVP con il premio della pasticceria Ulala. Puggioni prende il tiro da 3 punti. Stefano Puggioni, che giocatore, che giocatore. Salito così a quota 15. Ovviamente amici a casa potete votare anche chi non è tra i candidati. Aspettiamo. No, se volete scrivere un altro nome, ma meglio di no, attenetevi ai 5 nomi che abbiamo caricato, quindi vi aspettiamo per votare l'MVP. Piccolo colpo subito da Federico Spano, dolorante vicino alla sua panchina, ma viaggio in lunetta per Puggioni che ragazzi sta salendo a quota 16-17. E io lo aggiungerei, si può aggiungere che da Papura un altro nome, forse no, però sono già stati votati. Per il momento sta vincendo Merella, il nostro capitano.
Gioni sale a quota 16, più 21 per Sennori. Musso porta il blocco a Saud, ultimi 4:20 di partita. Saud si arresta, l'errore questa volta. Scalise non può niente contro Cabras. Cabras da 3 punti, sbaglia il tiro. Era un long two con i piedi dentro l'arco. E quindi ancora Saud. Ha giocato tutti i minuti di questa partita, non è mai uscito e si vede anche la stanchezza in questo momento. Prova a lanciare Scalise, Saud non riesce a ricevere. Ritorna Giri Ubalek per questi ultimi 3 minuti e 38. Ricordiamo nuovamente agli amici a casa che domani dovete fare gli auguri al nostro numero 40 che compirà 42 anni. Pisano, Ubalek nell'angolo, sotto per Cabras, 3 secondi. Chiamata azzardata perché Cabras aveva i piedi a cavallo delle linee. Cesaraccio ancora per Scalise, rifiuta il tiro, si arresta molto bene Scalise nonostante la pressione di Ubalek che poi viaggia centralmente come un grande pivot che infatti riceve, si allarga ancora Ubalek, vuole andare sotto la Cabras che riceve, vuole far giocare Cabras che si aiuta col braccio, fallo in attacco. Ultimi 2 minuti e mezzo di partita, Sennori in controllo sul più 21, Ubalek da 3 punti, letteralmente illegale il nostro numero 40 che prima di compiere il 42esimo anno comunque continua a martellare il ferro e la retina. 16esimo punto per lui, risponde Saud. Cesaraccio ruba il pallone, si alza da 3 punti Marco Cesaraccio, Scalise a rimbalzo, tiro sbagliato, rimbalzo di Spano che con un movimento solo si adopera in palleggio, bellissima palla per Matteo Cabras, assist al bacio e si fa trovare pronto il numero 13 ex Sef Torres. E i tavoli salgono così a quota 91 contro i 67 della Coral Alghero. Cesaraccio per Cherchi, Saud, palleggio vivo, Saud tripla, l'errore di Saud, Cabras a rimbalzo. Siamo già entrati negli ultimi 90 secondi di partita. Marreu da 3, Paolino Marreu non fortunato, avrebbe meritato la tripla. A detta di Paolo Marreu, quando segna tanto in allenamento poi, come spesso accade in questo sport, si sbaglia in partita.
Quindi rientrano anche Cordet e Verlik, a dimostrazione della panchina, della profondità della panchina. Scalise vuole andare fino in fondo. Scalise, grande giocata del numero 23, a dimostrazione della linea verde dei giovanissimi della Coral. Avremo modo dopo di intervistare Fabrizio Longano. Palla persa di Seniori, 91-69. Busi, ultimi secondi della partita, solo per le statistiche, e quindi può andare benissimo in archivio questo match. Scalise però continua a realizzare esordio anche per Carlo Fiesoli, minuti di prestigio per lui. Fiesoli dà una palla difficile da gestire per Cordeda, che sicuramente non la prende bene. Bisogna tenere alta anche in questa fase finale di partita. Ubalek, palla in mano, 91-73. Si sta per concludere il match. Fiesoli, fallo subito. Mentre guardiamo un po' come siamo messi col premio di MVP, a mani basse con 10 voti vince Enrico Merella, che verrà intervistato e premiato fra pochissimo. Ultimi 5 secondi di partita e quindi Seniori si aggiudica anche il quarto match di recupero. Vincendo per 91-73 contro la Coral Alghero. E ricordiamo che il match odierno è stato offerto da Franco Manca Impresa Edile e Domenico Nonna Group. Ringraziamo i nostri partner e vi invitiamo a rimanere collegati per le interviste post partita.
Eccoci in compagnia dell'MVP della partita odierna, votato su Twitch dai nostri fedelissimi. Chico, Però che sono voti di parte. secondo me sì. Secondo me sono voti più che meritati. E questa è la bella della diretta. C'è anche fra solo al nostro pubblico MVP. Enrico Merella omaggiato al nostro Alessio Ted nell'assist da pasticceria Ulala con una bellissima torta. Non te la mangerai tutta da solo, anche con la tua compagna. Ce la dividiamo tutti insieme. Questa è di tutti, non è solo mia. Esatto, ti sorreggo il premio. Mentre ti voglio fare due domandine. Chico, partita intensa, che non mollava mai, giovani molto importanti. Come avete approcciato? Bene, ma poi siete riusciti anche a tenere le mani salde sulla partita. Loro sono arrivati molto pronti, sono una squadra che so che sta giocando solo fuori casa. Sono una squadra che, come hai detto tu, non molla mai, corre alla densità. Un buon rispetto da parte loro. Anche noi abbiamo dato il nostro perché comunque siamo in un momento positivo e stiamo cavalcando l'onda. Loro però hanno saputo comunque tenere botta perché l'obiettivo nostro è arrivare a 100 e sono stati bravi a tenerci perché comunque noi abbiamo giocato, non ci siamo risparmiati come sempre per rispetto all'avversario. Giusto anche da Matteo Cabras che sotto canestro magari dopo un non facile. Matteo sta lavorando molto anche in allenamento, anche per i giri comunque li stanno impegnando molto, anche la loro rivalità in allenamento e si vedono poi anche i risultati in campo. Infatti oggi ha dato una buona risposta. Grazie mille Chico, ti lasciamo MVP. Salutiamo gli amici a casa. Enrico Merella votato come MVP del match odierno, omaggiato da pasticceria Ulala con una bellissima torta. Grazie mille Chico. Il banner come per magia. Grazie Chico, puoi andare.